Gli incentivi sostengono il recupero edilizio in Sardegna. A chiusura dell'anno 2019 arrivano buone notizie da parte di CNA Sardegna, che in un report evidenzia come nel triennio 2016-2018 i lavori incentivati, per un importo medio annuo di 440 milioni di euro, hanno rappresentato circa un terzo della spesa complessiva per la riqualificazione edilizia privata, quota che supera il 50% se riferito al solo segmento residenziale. Un meccanismo, quello degli incentivi, che ha ingenerato effetti positivi anche sul fronte occupazionale. Secondo le stime, infatti, i lavori incentivati hanno dato lavoro nel periodo 2016-2018 a circa 6.600 occupati, indotto compreso, un numero significativo dal momento che, stando ai dati Istat 2018, rappresenta il 17% degli occupati nelle costruzioni in Sardegna. Inoltre, grazie al ricorso agli incentivi per intervenire sul patrimonio edilizio residenziale in Sardegna, si sta progressivamente assorbendo il divario con il resto d'Italia in termini di percentuale dei lavori incentivati sul totale dei lavori di riqualificazione. In Sardegna la media dell'ultimo triennio è infatti del 53% contro il 56% del dato nazionale. I dati del report dimostrano che la politica degli incentivi ha sostenuto il settore con grandi benefici per le piccole e medie imprese di costruzioni e per l'indotto. Eppure non va trascurato il rischio di una strategia a tempo che ogni anno apre la possibilità di un ritorno alle aliquote normali o di una cancellazione di alcune formule di incentivazione, commentano Francesco Porco e Antonello Magia, rispettivamente segretario regionale della CNA Sardegna e presidente di CNA Costruzioni. Sarebbe piuttosto necessario un disegno strategico, un'azione finalizzata alla definizione di linee coerenti e integrate di politica industriale per tutto il settore delle costruzioni. Un settore che, in Sardegna come in tutto il paese, necessita di un piano di interventi integrato che tenga conto delle nuove criticità ambientali, dell'obsolescenza, dei radicali progressi tecnologici di innovazione in atto e dei nuovi obiettivi dello sviluppo.